Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Ho 10 anni, vado a scuola e mi piace la ricchissima Candy Candy. E indosso il mio grembiulino e mangio tutti i giorni la mia pizzetta. Che la bidella Gina, quando la mangio, mi dice: non te sbrodolare così, insomma, anche se poi le cose si lavano e non fa niente. Mi chiamo Valentina e ho 16 anni. Ieri sera sono stata alla mia prima festa da ballo e ho conosciuto Giorgio. Quanto è carino! Certo, è un po' timido, un po' più bassino di me. Io so meglio, insomma, però mi piace. Mi piace tantissimo. Mi chiamo Valentina e ho 20 anni. Ci siamo fidanzati con Giorgio! Oh, che bello! Certo, non è proprio romantico, non mi compra i fiori e nemmeno l'anello, però in compenso per i miei 18 anni mi ha regalato l'abbonamento per il calcio. Meglio di niente, no? E poi è romantico. Sì, sì, lui mi scrive le sue poesie. Se ti bacio divento paonazzo, mi sudan le mani e divento pazzo al punto che mi si... Vabbè, insomma, gli dico meglio che non me la dici questa poesia. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Ho 25 anni. Beh, con Giorgio le cose vanno molto bene. Certo, ha qualche problema di orientamento, al punto che quando facciamo l'amore mi dice: Io sono il tuo mandingo e tu la mia geisha. Beh, qualche problema geografico c'è, però va bene così. Io lo amo, mi piace. È un po' introverso. Alle volte quasi non lo capisco. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Ho 30 anni. Giorgio mi ha chiesto di sposarlo. Sono felice, mi sento un po' come Giulia Roberts. E già immagino il vestito bianco, le fedi con i nomi scritti su e poi il viaggio di nozze. Non vedo l'ora. Sarà bellissima la nostra vita a due. Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Beh, non la immaginavo proprio così la vita matrimoniale. E Giorgio è diventato un po' più aggressivo, però forse è colpa mia. Ho iniziato a lavorare, oggi faccio la commessa. È accaduto che ieri sera ho fatto un po' tardi in negozio e quando sono arrivata a casa mi ha dato un ceffone. Vabbè, insomma, è stata colpa mia, mi stava aspettando, era ora di cena. È un po' geloso. E magari è perché io mi vesto bene. O magari perché arriva qualche messaggio di qualche collega, allora lui controlla il cellulare. Però la gelosia fa parte dell'amore, no? Mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Giorgio è molto violento. Se vesto bene per lui mi dà un ceffone. Se ricevo una chiamata mi dà un ceffone. Se sorrido troppo mi dà un ceffone. Se esco mi dà un ceffone. Però la gelosia fa parte dell'amore, no? Mi chiamo... Non so più nemmeno io come mi chiamo. Non è colpa tua, mi hanno detto. Non è colpa tua. Non è colpa tua e non è colpa mia, mi hanno detto ieri.
Mi chiamo Valentina. Ieri sono andata a denunciarlo. Non è colpa tua. Non è colpa mia, ho detto. Non è colpa mia. Io sono certa di aver fatto bene ad andare via di casa e a denunciarlo. Non è colpa mia. Io mi chiamo Valentina e credo nell'amore. Signore e signori, benvenuti e bentrovati a questa giornata dedicata alle donne e diciamo no alla violenza alle donne. Denunciate, rifiutatevi di vivere questa vita, denunciate, abbiate il coraggio, riniziate. Esistono tante realtà per chiedere aiuto. Non accettate la violenza. No alla violenza sulle donne. Sono soltanto gli uomini piccoli e vigliacchi ad usare violenza sulle donne e quindi denunciate. Popolo di Io Compro Siciliano, benvenuti e bentrovati a questa giornata. Scusate l'emozione, oggi sono estremamente emozionata perché abbiamo voluto in questa giornata dare spazio a un grandissimo ospite. Lui rappresenta, ne parliamo spesso, noi ai nostri live diamo spazio alle eccellenze siciliane e devo dire che lui lo è, ricopre appieno questo ruolo di eccellenza siciliana. Lui è un grandissimo scrittore, lui è un grandissimo giornalista, è un nostro grandissimo amico. Pensate, l'unico in 40 anni ad avere avuto a ricevere il premio Alberto Tedeschi, prestigioso premio, e dopo 40 anni arriva ad un siciliano. Signore e signori, siamo felici di avere con noi Roberto Mistretta. Buongiorno Roberto, benvenuto, bentrovato. Doppiamente emozionata. Buongiorno Katiuska, sono molto emozionato anch'io e questo applauso è per te, per tutte le Valentine, per tutte le donne vittime di violenza. Quindi devo fare anch'io un attimo di pausa perché davvero mi ha emozionato moltissimo il tuo monologo. Dove vivo, la mia terra, a Mussolini non è stata esente da un femminicidio doppio il 31 gennaio scorso, mamma e figlia, Rosy e Monica, rimaste vittime di femminicidio. Questa sera saranno ricordate tutte e due con una cerimonia molto sobria, dove c'è la panchina rossa in Piazza Umberto. L'assessore alla cultura Jessica Valenza leggerà un monologo molto simile al tuo. Saranno liberati dei palloncini e saranno ricordate così queste due donne, le ultime cadute per mano di violenza da parte di noi uomini. E questo è una tragedia planetaria che tu hai ricordato in maniera esemplare. La tua emozione, credimi, è la mia in questo momento. Grazie e un applauso di nuovo a te. Grazie, grazie Roberto, grazie. Bene, iniziamo questa bellissima conversazione. Noi era da tanto che inseguivamo Roberto. Roberto è un grande scrittore, avremo modo adesso in questa conversazione, in questa intervista, di conoscere tanti aspetti di Roberto Mistretta. Beh, io partirei in primis, Roberto, tu ti sei sempre dedicato alla Sicilia. La Sicilia è il punto di partenza della tua vita e della tua professione, no Roberto? Partiamo da questo. Sì, assolutamente. Io penso che la Sicilia non deve essere conosciuta nel mondo per le sue due massime invenzioni, il cannolo e la mafia, ma la Sicilia deve essere conosciuta soprattutto per i siciliani per bene. Ce ne sono tanti, vanno raccontati e sono dell'avviso, come diceva un grande scrittore come Gesualdo Bufalino, tra mascalzoni che vogliono cambiare tutto e ignoranti che non vogliono cambiare niente. Ecco, io preferisco quelli come voi che vogliono cambiare valorizzando l'esistente. Quindi Io Compro Siciliano significa portiamo avanti tutto ciò che di buono, e ce n'è davvero tanto, 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 la nostra isola produce. Noi siamo qui a testimonianza di questo.
Grazie Roberto per le tue parole, per noi sai cosa rappresentano. Senti allora Roberto, partiamo un attimino prima di arrivare a Roberto Mistretta, grandissimo scrittore di romanzi, ma partiamo dal tuo ruolo invece di giornalista. Tu sei stato e sei un uomo assolutamente un giornalista, molto, molto impegnato e hai realizzato anche diversi scoop. Hai curato l'inchiesta sul giallo siciliano con interviste importantissime. Roberto, ci vuoi raccontare? Beh, l'idea di raccontare il giallo siciliano e intervistare autori e autrici, poi diventati miei colleghi, immeritatamente ovviamente da parte mia, è nato a seguito del boom del giallo di Camilleri. Prima si sosteneva una tesi assolutamente anacronistica che in Sicilia non si potesse ambientare un giallo. Ovviamente a questa tesi rispose Sciascia con quell'assoluto capolavoro che è Il giorno della civetta, che è un giallo ovviamente alla rovescia, dove noi siciliani, ma anche i lettori, tutti sanno cosa succede, ma nessuno riesce ad arrestare il colpevole perché il colpevole è protetto dall'omertà diffusa, quindi un giallo si può ambientare in Sicilia. L'idea poi di intervistare autori e autrici siciliani e concludere con il grandissimo maestro Camilleri che si prestò in maniera assolutamente fu davvero molto lieto di poter contribuire con la sua esperienza. Nacque dal fatto che lui divenne famoso dopo i 70 anni, quando cominciò a pubblicare i suoi gialli con la Sellerio. Ma prima ancora, quello che molti non sanno è che Camilleri aveva esordito 20 anni prima con un romanzo, Il corso delle cose, dove il protagonista non era un commissario, ma era un maresciallo, il maresciallo Corpo. Ebbene, dovete sapere che quel romanzo rimase inedito per tantissimo tempo. Poiché Camilleri lavorava comunque in Rai, allora gli venne chiesto di scrivere 2 puntate su questo romanzo. A seguito di queste 2 puntate che vennero trasmesse in Rai, una piccola casa editrice romana, la Lalli, disse: io ti pubblico il romanzo a patto che nei titoli di coda compaia la mia casa editrice. E così nacque quel primo romanzo di Camilleri, che non lesse ovviamente nessuno perché la casa editrice era molto piccola. Poi lui continuò perché aveva questa grandissima voglia di raccontare la Sicilia, e quello che molti non sanno però è che anche il primo episodio di Montalbano, La forma dell'acqua, quando lui diede il manoscritto a Elvira Sellerio, Elvira Sellerio rimase per un anno indecisa se pubblicare o meno quel romanzo, tant'è che lo tenne sul comodino per un anno perché sappiamo tutti come scriveva Camilleri. Di conseguenza, quando poi decise di pubblicare e cominciò a venire fuori il Camilleri che tutti noi conosciamo, è venuta fuori questa storia. Camilleri ovviamente ha aperto la strada a tutti gli altri perché il giallo siciliano da allora ha fatto il boom, quindi l'elenco è davvero molto 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 lungo, per cui mi interessava raccontare attraverso Camilleri anche tutto il resto della Sicilia. Senti Roberto, a proposito di maresciallo, e quindi adesso ci arriviamo, sai, ci stiamo arrivando piano piano a piccoli passi. Leggiamo qualche messaggio da parte dei nostri amici del popolo di Io Compro Siciliano e partiamo qui da questo messaggio di Monica Agosta. Buongiorno from New York, ciao Monica, Oh, mamma mia. ciao Monica. Abbiamo anche un altro messaggio da parte di un altro amico che vive a New York, lui è siciliano, ci segue da sempre ed è John Blandi. Buongiorno Katiuska, a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, sereno, mercoledì Bedda. Un bacio a te John, grazie per essere in collegamento. Abbiamo ancora messaggi? Abbiamo Dora Mirabello, buongiorno a tutte le donne, forza della natura, sostegno e coraggio. Ciao Dora, Dora tra l'altro è una brevissima stilista, spero di averla veramente presto con noi ad intervistarla. Fausta in Travaglia, standing ovation mia dolce amica, sei emozione?
Grande interpretazione, mi hai commosso come sempre, ti voglio bene. Ciao Fausta, grazie. John Blandi, Katiuska, sei stata favolosa, un grande applauso e un abbraccio grande grande. Ciao John, grazie. Benvenuto a Roberto, quindi saluti per te anche da New York, Grazie, Roberto. Senti, grazie, allora entriamo a questo grazie. punto, stavamo parlando di Camilleri, stavamo parlando appunto del commissario non era commissario ma era un maresciallo, ma a proposito di maresciallo, e arriviamo lì. C'è questo grande protagonista che è proprio il maresciallo Saverio Bonanno. Beh, è il protagonista naturalmente delle tue opere, Maresciallo Bonanno. Tra l'altro, voi dovete sapere che c'è proprio una serie che ha avuto un grandissimo successo nel mondo perché è stato tradotto in Austria, in Germania, in Svizzera, pubblicato in Italia da Frilli e da Mondadori e con cui hai vinto con il romanzo La profezia degli incappucciati, hai proprio vinto il premio Alberto Tedeschi 2019. Beh, partiamo un attimino dal tuo maresciallo Bonanno e poi arriviamo a questo importantissimo riconoscimento, Roberto. Sì, grazie Katuska. Il maresciallo Bonanno, neanche a farlo apposta, nasce a seguito di un caso reale di violenza domestica di cui dovetti occuparmi come giornalista. Era una storia davvero molto molto triste all'interno di una famiglia di un paesino del vallone siciliano. È un reale maresciallo dei carabinieri, per riuscire a fare luce all'interno di quel fatto, dovette inventarsi un'altra professione, quindi si mise addosso un camice da medico e riuscì a scoprire quello che non si voleva e scoprire all'interno di quel nucleo familiare. Ovviamente non potei raccontare tutte queste cose sulla stampa, ne parlo adesso perché sono passati davvero tanti anni e quindi ormai quelle persone sono ben cresciute e quel fatto è dimenticato. Non potrei raccontare questi retroscena anche perché altrimenti qualche ben pensante con la puzza sotto il naso avrebbe potuto fare le pulci al maresciallo e non al fatto di violenza in sé. E allora decisi di inventarmi un maresciallo che racchiudesse tutti i marescialli, persone per bene che io ho conosciuto nella mia attività giornalistica, e ce ne sono davvero tanti, per raccontare attraverso il romanzo l'irraccontabile. Ovviamente Saverio Bonanno, essendo un uomo, è molto limitato come uomo e come professionista, tant'è che gli ho dovuto affiancare un universo femminile composto dalla mamma, dalla figlia e viva Dio da Rosalia, che è la sua compagna, il suo lato femminile che lo porta molto spesso ad essere meno irruente nelle sue indagini, altrimenti lui creerebbe non pochi problemi. Rosalia, che ha un ruolo ben definito nella profezia degli incappucciati, il quarto romanzo con Bonanno, che è quello che si è appunto aggiudicato l'anno scorso, nel 2019, il prestigioso premio Tedeschi. È un premio che è stato istituito, grazie, è stato istituito 40 anni fa dalla Mondadori, in ricordo del direttore del Giallo Mondadori, Alberto Tedeschi. Viene assegnato una volta all'anno a un solo autore. Ho avuto il privilegio di essere il primo siciliano ad essere ammesso in questo club esclusivo che ammette un solo autore l'anno e in quel caso si entra dalla porta principale in Mondadori e si diventa un autore Mondadori. Noi siamo felicissimi, davvero orgogliosi, quando ti dicevo all'inizio siamo orgogliosi. Tra l'altro volevo approfittarne per salutare tanti amici che sono oggi in collegamento, perché io ho conosciuto personalmente, fisicamente Roberto Mistretta proprio quest'estate. L'ho conosciuto al Termini Book Festival Festival. ok, ci siamo proprio incontrati lì ed è stato veramente un'esperienza bellissima, una manifestazione organizzata dal nostro amico Giorgio Lupo, che salutiamo. Proprio in questa occasione, quest'estate, Roberto, abbiamo presentato, durante la presentazione di Assassini sull'Oriente Express, appunto di Mondadori, abbiamo presentato e quindi abbiamo visto anche te perché inserito all'interno fra gli autori.
Ma a proposito di questo, a proposito di antologie, Roberto, mi piacerebbe arrivare invece a parlare di questa antologia che sarà in uscita, se non erro, proprio il giorno 7 di dicembre, giusto Roberto, che è l'antologia Assolutamente sì. Isola delle Tenebre. Parliamone insieme. Beh, intanto, Katiuska, fammi aprire una parentesi per sottolineare la tua eccezionale bravura e professionalità al termine Book Festival. Sei riuscita a mettere a proprio agio sia me che gli altri ospiti, il direttore del Giallo Mondadori Francoforte, gli altri due premi tedeschi che sono arrivati da Roma, Enrico Luceri e Marzia Musneci, e l'anfitrione di casa, Giorgio Lupo, che ha organizzato davvero un festival eccezionale, tant'è che stiamo già preparando e parlando, Covid permettendo, della seconda edizione. Sei stata veramente brava a parlare di quell'antologia. E a proposito di antologie, arriviamo a questa che si intitola L'isola delle tenebre. È stata una scommessa tutta siciliana. Sono stato contattato da Luca Raimonti, un autore che vive nel Siracusano, che ama i racconti un po' tenebrosi, un po' horror se vogliamo, e mi ha proposto insieme ad altri autori: te la senti di scrivere un racconto dove raccontiamo la nostra Sicilia in maniera tenebrosa, misteriosa, orrorifica? Ovviamente ci sono molti illustri predecessori della nostra isola che ci sono cimentati, da Capuana e altri. La scommessa è stata accettata anche perché siciliani sono tutti 16 autori e autrici, ci sono diverse donne. Siciliano è l'editore Alfio Grassa delle edizioni Algra del Catanese. Autori sono i due curatori, Giuseppe Maresca e Luca Raimonti, e autori sono l'illustratore della copertina e dei 16 racconti. Un'antologia dove io ho scoperto una Sicilia che non conoscevo e non mi aspettavo. Ogni autore e ogni autrice, ovviamente con le proprie corde, ha raccontato questa nostra isola come non te l'aspetti. Non è solo l'isola del sole, ma l'isola misteriosa delle brume, delle fate, delle dragonara, delle streghe, dei fantasmi. Un'isola che fa un po' rabbrividire, e quindi penso, ecco, che anche per valorizzare la dicitura di Io compro siciliano, sosteniamo l'editoria siciliana, quindi un bel regalo di Natale con questa antologia, secondo me, potrebbe anche starci. Ci piace, assolutamente sì, perché noi diciamo sin dal primo giorno iniziamo da noi, dalle cose semplici, che è quello dalla mattina, cominciamo dal caffè e così come adesso stava dicendo Roberto, anche sotto il nostro, in tutta semplicità, così come vivremo questo Natale in tutta semplicità, acquistiamo un bel libro da regalare e a maggior ragione se scritto con autori siciliani, quindi ben venga, mettiamo sotto l'albero di Natale una bella antologia come questa e oltretutto vivremo la Sicilia anche da tanti altri punti di vista. Senti Roberto, ti volevo dire una cosa. Uno scrittore che scrive gialli deve partire, la fantasia è sicuramente una cosa importante, no? La fantasia, quali elementi ci sono dentro ad un autore di scrittore gialli? Quali caratteristiche, quali elementi, quale combinazione? Beh, per quanto mi riguarda, la curiosità e il divertimento. La curiosità per incuriosire il lettore e andare avanti pagina dopo pagina, e il divertimento che non deve mai venir meno. Dobbiamo renderci conto che un libro è fiction e quindi è chiaro che è un gioco delle parti. Però tanto più bravo, tanto più abile sarà l'autore a far dimenticare al lettore che è all'interno di un gioco, tanto più riuscito sarà il gioco. Solo i grandi ci riescono e sono quelli che alla fine fanno dire al lettore: oh mamma mia, ma come, avevo il risultato sotto gli occhi e non ci sono arrivato. Potrei citarti tantissimi esempi, ma nella fattispecie cito un film, e se non l'avete visto sarebbe il caso di vederlo: I soliti sospetti. I soliti sospetti è un film che è stato definito quello con il più grande colpo di scena finale.
si può essere o non essere d'accordo, ma sicuramente ti spiattella la soluzione, ce l'hai sempre lì davanti di come realmente stanno le cose, per cui il regista è chiaro che sapendo come andrà a finire te la metti lì davanti, ma è talmente abile che non te la fa vedere. È come il prestigiatore che muove le carte in maniera talmente veloce, tu sai che c'è il trucco, ma non riesci a scoprirlo. Ecco, un giallo è una costruzione che deve tenere conto di determinate regole all'interno delle quali ti devi muovere. Ci deve essere uno o più omicidi, ci deve essere uno o più colpevoli, ci deve essere uno o più sospettati che regolarmente non debbono essere quelli, e alla fine ci deve essere il colpo di scena o i colpi di scena che debbono spiazzare il lettore. Ecco, se alla fine di questo il lettore è soddisfatto, vuol dire che ha speso bene i propri soldi e quindi comprerà un altro libro di quell'autore, altrimenti l'autore farebbe bene a pensare a un altro mestiere. Così come Roberto parla, sicuramente sarete già stati catturati dal suo modo di porsi, che poi è il suo stesso modo che troverete nella sua scrittura. Roberto Mistretta è un'eccellenza siciliana, oggi grande protagonista. Io compro Siciliano Live, siamo veramente tanto felici. Senti Roberto, leggiamo ancora qualche messaggio da parte dei nostri amici che scrivono, numerosissimi sulla nostra diretta. Abbiamo il nostro amico il Faraone Palermo. Tantissime bellissime emozioni di un'anima nobile di nome Katiuska. Grazie, grazie di cuore. Solo gli uomini piccoli usano violenze sulle donne, è una grandissima offesa per i veri uomini che rispettano le donne, che terrorizzano molte donne, e a non credere più negli uomini, ma esistono anche gli uomini per bene, antiviolenza, le donne sono la vita. Buongiorno carissima amica vera di emozioni bellissime, buongiorno anche alla nostra eccellenza letteraria e al grande scrittore Roberto Mistretta. Grazie, grazie caro amico per queste parole. C'è Franco Safina, lui è un artigiano, è un bravissimo ceramista. Franco dice la donna è la madre della vita e dunque vita del pianeta intero. Ciao Franco, grazie per questo messaggio. C'è ancora il Faraone Palermo che dice meno male che alle ore 18 ci saranno anche i nostri bravissimi mitici palermitani Fabrizio e Federico con te in diretta a tirarti su di morale. No, ma io sono assolutamente sempre felice, soprattutto perché con Io Compro Siciliano ho quotidianamente, ormai da tanti mesi, ho la possibilità di poter condividere il grande amore che ho verso verso la mia terra, quello che ho sempre fatto nel mio lavoro artistico da 30 anni, mi sono sempre dedicata alla Sicilia e per me ogni opportunità, ed è quella di parlarvi tutti i giorni a mezzogiorno e in questa settimana anche tutti i pomeriggi alle 18, per me è un modo di comunicare, di condividere insieme a voi l'importanza che abbiamo verso la nostra terra e quindi verso i nostri figli. È una responsabilità. Roberto, grandissimo Roberto, allora tu sei un grande giornalista, lo dicevo anche all'inizio, hai portato avanti delle interviste molto difficili, hai avuto modo di intervistare personaggi molto particolari. Ti manca qualcosa del tuo lavoro da giornalista, diciamo, come dire, attento ai fatti sociali, attento a quello che poi erano anche importanti elementi che venivano portati alla luce attraverso i tuoi articoli. Ti manca questo aspetto? Quello che manca è quella Sicilia bella che spesso non fa notizia, la Sicilia di tutti i giorni, la Sicilia che porta avanti un'esperienza di vita, una Sicilia che si sforza davvero di far dimenticare tutto ciò che non va. Invece poi basta l'arresto del delinquente di turno o del corrotto di turno per farci piompare nell'occhio della bufera. Di questi giorni c'è stata la notizia di un audio di un funzionario che strigliava, tra virgolette, i direttori delle ASP, ed è venuto fuori come se tutta la sanità non funzionasse. Ovviamente non è così, perché ci sono tantissime che nelle corsie danno davvero la vita per assistere gli ammalati. Ecco, quello che mi manca è la Sicilia per bene che non fa notizia.
Spesso questa la ritroviamo non sui giornali, ma la ritroviamo appunto nei libri, la ritroviamo nelle TV, nelle trasmissioni come le vostre. Io ho apprezzato e apprezzo tantissimo, avuto modo di esternare sia a te e a Davide la mia gratitudine per quello che fate, perché il fatto di poter gustare il nostro olio, i nostri formaggi, respirare la nostra aria, vivere la nostra terra per quello che è, con le sue radici, ecco, questo mi fa sentire l'uomo più fortunato del mondo. Io ho avuto di recente, sono stato ospite al Bagheria Food Festival, dove mi sono confrontato con Fausto Fagioli delle Fattorie Fagioli. Lui è innamorato della Sicilia e allora dobbiamo trovare, come state trovando voi, il modo di veicolarla e portarla avanti. Questa è la Sicilia che vogliamo, questa è la Sicilia che io voglio comprare ed esportare. Noi ci piaci tantissimo, sai Roberto? Bene, cari signori, siamo proprio arrivati a chiusura, sono volati via 30 minuti, veloci veloci. Vi diciamo l'appuntamento è per questo pomeriggio, così come stava anticipando poc'anzi il nostro amico il Faraone Palermo, ci vediamo questo pomeriggio alle 18 perché sarò ancora in vostra compagnia, perché abbiamo i nostri pomeriggi special con ospiti special e questo pomeriggio avremo i Sansoni, chissà che cosa ci porteranno di nuovo, quindi seguiteci. Nel frattempo volevamo salutare il nostro specialissimo ospite, ricordando ai nostri amici da giorno 7 di dicembre potrete mettere, confezionare un bellissimo libro sotto l'albero di Natale, metterlo lì sarà un bellissimo regalo ed è l'Isola delle Tenebre. Sarà la possibilità di poter conoscere la Sicilia anche da altri punti di vista. Quindi mi raccomando, sosteniamo i nostri autori e le nostre eccellenze. Roberto, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, grazie di cuore. Grazie a te, Katiuska, e a Io Compro Siciliano, a tutta la redazione. Roberto, io purtroppo non posso lasciarti andare così perché il mio regista Paolo Gatto, che saluto e ringrazio come sempre, così insieme a Marzia Monreale, a tutta la redazione, a tutto il team, sa benissimo che se non c'è, come dire, è diventato ormai Leitmotiv. sì, sì, cioè deve essere quello, perché sennò lui non mi manda la sigla e quindi a questo punto, carissimo Roberto, potresti per favore avvicinarti alla camera? Lo sai, sì, sei preparatissimo. Adesso potresti ripetere con me per favore, Io compro compro siciliano, siciliano. ci No. piaci. Grazie Roberto Mistretta, grazie per essere stato con noi, onoratissimi. Grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie. Onore mio, Ed ora, grazie. Ciao. sigla! Ciao Roberto, ciao a tutti! Ciao, ciao.